Licenza per uccidere i lupi. Questo il titolo di apertura del Corriere delle Alpi di oggi, titolo che introduce una pagina nella quale si spiega che la Regione del Veneto ha chiesto all'ISPRA di poter derogare alla protezione del lupo prevista dall'articolo 16 della direttiva Habitat, in modo da poter abbattere i carnivori in soprannumero, a cominciare da quelli confidenti. L'assessore regionale Corazzari ha scritto una lettera all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale affinché conceda questa opportunità in Alpago e in Valbelluna per cominciare, cioè le zone della provincia di Belluno dove le predazioni sono più numerose che in qualsiasi altra parte del Veneto. In provincia attualmente si stima ci siano tra i 18 e i 20 branchi per una popolazione di lupi tra i 200 e le 250 unità, ma che secondo alcuni cacciatori potrebbero presto salire a 300. Un problema, quello del lupo molto sentito e per il quale da tempo si richiedono soluzioni in grado di garantire un equilibrio accettabile e sostenibile tra la presenza appunto del lupo e anche le attività che si svolgono in montagna, da quelle relative all'allevamento, alla presenza di operatori in montagna, a quelle anche turistico di visita e cammino attraverso i boschi e le montagne. Ma la sezione di oggi che il Corriere dedica alla provincia di Belluno comincia con una notizia relativa alle attività commerciali della città capoluogo di Belluno. Il titolo: Il centro è deserto, servono eventi nuovi di qualità e le grandi mostre. Questa è la sintesi della posizione espressa dai commercianti dell'Ascom e del centro storico, del consorzio centro storico, che richiamano il comune e comunque sottolineano l'importanza di rilanciare la città e con ogni possibile collaborazione in modo da offrire maggiori attrattive e in questo modo favorire l'arrivo di persone in maggior numero in centro città. Tra le varie proposte anche quella di parcheggio a rotazione, in piazza Piloni anche soste più veloci. Atteggiamenti aggressivi a scuola. Si lavora a un piano per gestirli. È stato presentato un report dell'Ufficio Scolastico Regionale relativo alla disabilità. US Dolomiti, comuni e istituti scolastici, insieme alla conferenza dei sindaci, per affrontare e cercare di risolvere il problema. E sempre da un'altra notizia che riguarda l'US Dolomiti è quella relativa all'affido. È stato infatti ieri dedicato un punto stampa dell'US Dolomiti a questa tematica per presentare le caratteristiche della pratica degli affidi in provincia di Belluno, che al momento coinvolgono 50 bambini e ragazzi. Le famiglie disposte all'affido sono un centinaio, ma ne servirebbero anche altre per poter poi garantire le soluzioni migliori ai casi che via via si presentano, casi che sono sempre diversi e che hanno bisogno di una accoglienza specifica. Ma andiamo avanti, sempre sulle pagine del Corriere delle Alpi. Eredità Barozzi. Ultimo atto, gli eredi vanno in Cassazione. Il comune di Belluno e Clelia Barozzi, destinatari del lascito, pronti a costituirsi in giudizio. In ballo ci sono la storica villa di Orzès e una proprietà in via San Pietro a Belluno.
E poi un articolo dedicato a una iniziativa diocesana in vista delle settimane sociali dei cattolici italiani. L'evento dal titolo Al cuore della democrazia vuole proprio sottolineare questo questo è il titolo, scusate, delle settimane sociali, che vogliono sottolineare l'importanza proprio della partecipazione, e la nostra diocesi ha organizzato una giornata il prossimo sabato 11 maggio a Sedico, dove verrà approfondito proprio questo tema con un incontro dal titolo Verso Trieste, al cuore della partecipazione. Vaccini Covid falsi, chiusa l'inchiesta partita dal Bellunese, condanne e rinvii a giudizio a Ravenna. Tutto è iniziato dal caso di una ragazzina della provincia portata a Ravenna per questa pratica scorretta. Il territorio si allea per diventare carbon neutral. È stata presentata ieri l'iniziativa promossa dalle scuole in rete, iniziativa che sarà al centro di una giornata in programma il 10 maggio, giornata in cui si terrà un incontro al Teatro Dino Buzzati di Belluno, che vedrà la partecipazione di molti studenti che avranno l'occasione di confrontarsi con esperti di clima e sostenibilità in un appuntamento che sarà visibile anche via streaming. L'Unione Provinciale delle Pro Loco in assemblea domenica a Pedavena. Tra gli altri punti all'ordine del giorno anche l'elezione diretta del suo presidente. Ed eccoci nella sezione che il Corriere delle Alpi dedica a Feltre e al Feltrino, sezione che si apre con il racconto della missione sulle Ande per i 250 anni delle Fiamme Gialle. Il tenente colonnello Alberioli guiderà la spedizione. Il presidente Mattarella gli ha consegnato la piccozza tricolore e c'è anche la foto di questa cerimonia. La squadra del soccorso alpino della Guardia di Finanza formerà un gruppo di giovani andini alle tecniche montane. Famiglie in difficoltà. Oltre 4.000 pasti donati a Feltre dall'associazione Noi per Voi. Si tratta di un'associazione solidale che ha consegnato 228 pacchi di aiuto. Matteo Soppelsa, confermata alla presidenza del sodalizio, che vede purtroppo aumentare le richieste di aiuto, segno da non sottovalutare della diffusione di casi di difficoltà. Maratona di lettura di Feltre, oggi il gran finale con il geologo Tozzi. Sarà questo gran finale all'auditorium dell'Istituto Canossiano alle ore 20:30. Lavori alle poste a Soranzen e a San Gregorio nelle Alpi. Ufficio chiuso per 2 mesi nella frazione di Cesolina di Soranzen. Durerà invece 2 settimane l'altro cantiere per la ristrutturazione a San Gregorio. Castellaz si ricandida a sindaco a Pedavena. Nuova corsa solitaria in vista. La lista civica Pedavena Democratica si presenta giovedì in birreria alla popolazione. Come 5 anni fa, il gruppo potrebbe essere l'unico in corsa per il municipio. E poi un'altra candidatura, quella di Ennio Vigne, che scende in campo a Santa Giustina con la lista Esperienza Comune. Ricordiamo che Ennio Vigne era in questa legislatura che volge al termine assessore del sindaco Minella, che tornerà anche a sua volta in corsa per farsi rieleggere. E da Santa Giustina ad Arsier presentata la lista di Ivano Fauro, si chiamerà Ritorno al futuro.
Ed eccoci in comune di Sospirolo. San Gottardo, chiesa agibile e ora lavori sul campanile. Per l'intervento sulla torre e sull'impianto elettrico danneggiati dal fulmine, domani un concerto per raccogliere fondi da sommare al contributo giunto dalla CEI. La strada di accesso è stata del tutto liberata, resta transennato solo il resto della struttura. Limana, il comune in cerca di un gestore dei centri estivi. Le proposte entro il 6. Longarone, variante, altro summit sul viadotto contestato e intanto il ministro Abodi ha visitato lo stadio e anche il palazzetto complimentandosi per la palestra di roccia che è stata realizzata e informandosi sul progetto in itinere per rifare la pista di atletica. E ci sono anche 3 immagini che testimoniano la avvenuta visita del ministro accompagnato nel caso dal sindaco di Longarone Roberto Padrin. Commissario, la beffa del giorno dopo, dovrà liquidare l'ente, non rilanciarlo. Si tratta di una cronaca relativa alla Unione Montana Valboite. Il commissario che è stato nominato con l'incarico di liquidare l'ente, una prospettiva che non sta bene ai comuni che formano l'Unione Montana e per la quale ora si cerca di trovare una soluzione, una liquidazione che può essere stoppata dai comuni. C'è però l'esigenza di appunto trovare una soluzione per la gestione dell'ente, gestione che è risultata difficile tanto appunto da richiedere il commissariamento. Cortina d'Ampezzo, il comune in aiuto all'Auser, un altro mezzo per i trasporti. Ne usufruiranno per ora gli anziani per le visite negli ospedali fuori dal territorio. Più avanti il servizio potrebbe essere esteso anche ad altre e più diverse esigenze. E vediamo una notizia di sport, in particolare della mountain bike, già da specie di Pedavena, un tricolore con vista Olimpiadi di Parigi. La forte ciclista ha vinto il campionato italiano di short track a Nervesa della Battaglia. Salgono così le sue quotazioni per una convocazione per le Olimpiadi parigine. E dal Corriere delle Alpi passiamo al Gazzettino di Belluno, che apre la sua edizione odierna con un titolo sui migranti e in particolare sulla loro salute. Solo 2 casi di Novax su 453 migranti. Sono stati resi pubblici i dati dello studio del Dipartimento del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica sui richiedenti asilo di Africa e Asia. Prevale la disponibilità a sottoporsi allo screening di rito e al percorso di vaccinazione. Così si tutela la collettività. È stato sottolineato, il tema viene approfondito anche nella pagina 2 che adesso vediamo di recuperare, sottolineando in questa pagina che in genere i migranti che arrivano godono di una buona salute, la percentuale in salute è abbastanza alta. Il 55,2% non avevano alcun problema di salute, viene sottolineato. E poi un articolo sulle famiglie affidatarie, sulla pratica dell'affido in provincia di Belluno, che coinvolge 50 bambini e ragazzi. La copertura però delle possibilità delle famiglie disponibili a questo aiuto non è
ben distribuita sul territorio. In alcune zone ci sono più possibilità, ci sono più famiglie, in altre zone ce ne sono meno e questo produce dei problemi. Di qui l'appello che l'ULSS ripete più volte alla ricerca di nuove famiglie disponibili a questo servizio, a questo aiuto, ricordando che possono essere famiglie affidatarie anche le coppie senza figli, anche le coppie conviventi, anche i single. Meno emissioni, studenti a raccolta. Questo il titolo scelto dal Gazzettino di Belluno per presentare le giornate di orientamento alla sostenibilità promosse da Scuole in Rete, Provincia e Alleanza Carbon Neutral. Primo appuntamento il 10 maggio al Teatro Buzzati, dove esperti parleranno di fronte a una platea di studenti di cambiamenti climatici e di energie rinnovabili e green. Gatti protetti, 50 targhe per le colonie feline. Un ulteriore strumento per riconoscere le aree degli animali in città. I cartelli sono stati donati al comune dalla LAV, la Lega Antivivisezione. Il piano per la tutela degli animali era iniziato un anno fa, tra inserimento in anagrafe e sterilizzazione di tutti i randagi. Il segnale affisso nelle zone abitate da mici, dai gatti, invita a rallentare e per chi non lo farà sono previste delle multe salate. La cronaca si riferisce alla città di Belluno. Ed eccoci a Feltre, Mensa, il pane quotidiano, richieste di aiuto in aumento. Il centro di Farra durante lo scorso anno ha distribuito 4.426 pasti, nel 2022 erano 3.700. Evidente quindi l'aumento delle richieste, segno di un aumento di difficoltà. Il presidente Matteo Soppelsa, la metà dei nostri clienti sono persone italiane, significa quindi che le difficoltà di recuperare un pasto non riguardano solo migranti e stranieri. Sagra di San Vittore a Feltre, 3 settimane tra religiosità, tradizione e divertimento. Da stasera si apre la cucina e domani il torneo di calcio. Le celebrazioni religiose ufficiali dedicate ai patroni martedì 14 maggio con il vescovo Renato Marangoni. E poi una pagina, diciamo così, elettorale con le indicazioni della presentazione come candidata a sindaco di Ivano Fauro ad Arsier, di Ennio Vigni a Santa Giustina, di Nicola Castellaz a Pedavena e anche con l'indicazione delle loro liste e del loro simbolo. Ed eccoci in Comune di Sospirolo. I soci della latteria di Camolino non mollano, ma non è facile, sottolineano. Il presidente Alfonso Barp conferma bollette elevate e costi in aumento, ma esclude il passaggio a lattebusche. E da Sospirolo a Chies dal Pago, la regola Monte Salatis in assemblea. Una regola capace lo scorso anno di numerose attività e che anche per il prossimo ha confermato la manifestazione Giro delle Malghe. Il comune di Cortina d'Ampezzo vicino agli anziani, donato all'Auser un furgone. Il mezzo servirà al trasporto di chi non può spostarsi autonomamente. Il sodalizio di volontari lo aveva chiesto all'amministrazione che ha provveduto. Sport e turismo siano da stimolo per la spiritualità. Questo uno dei messaggi dell'arcivescovo di Milano Delpini, che ha invitato a Cortina, dove ha celebrato una messa in occasione della festa dei santi patroni di Cortina. E per lo sport anche il Gazzettino dedica un bello spazio alla vittoria di Giada Specia
che ha ottenuto il titolo tricolore in mountain bike, un titolo, scrive il Gazzettino, che profuma di Olimpiadi. Ma c'è anche un'altra notizia in notevole rilievo relativo all'appuntamento, facendo presente, relativa alla pallamano. Il titolo dice appuntamento con la storia. Alle 19 il Belluno affronta la capolista della pole promozione, quel Bologna capace di una rimonta pazzesca all'andata. Il capitano Leonardo Cimbro si aspetta il sostegno della Spessa Arena. Se c'è tanto tifo, giochiamo meglio, sottolinea. Si chiude qui questa edizione della rassegna stampa. A tutti voi il più cordiale a risentirci.